Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la memoria di San Giacomo della Marca, famoso predicatore francescano. San Giacomo nacque a Monte Prandone, in provincia di Ascoli, nelle Marche, da poveri genitori. Studiò in varie città delle Marche e dell'Umbria e fu maestro di scuola. Poi, a 20 anni, preso dalla bellezza dell'ideale francescano, abbandonò il mondo ed entrò in convento. Il suo primo maestro fu San Bernardino da Siena, di cui fu fedele discepolo. Come San Bernardino fu predicatore e lo imitò nello zelo e nella santità. La sua vita dal lato umano è un romanzo d'avventure. Girò l'Europa e specialmente l'Italia, l'Ungheria, l'Austria e la Boemia, e in alcuni paesi fondò pure dei conventi. Ovunque predicò e combatté eresie, sempre obbediente alla volontà del Papa che lo spostava da una regione all'altra. Ma il suo principale campo di lotta fu l'Italia, dove predicò quaresime, illuminò moltitudini di fedeli con la sua presenza e l'autorità della sua parola. All'Aquila, dove era andato per venerare le reliquie del suo amato maestro San Bernardino, pregando nel nome di Gesù, ottenne sulla pubblica piazza una 60 di miracoli. In seguito a tali miracoli rimase nascosto per ordine del vescovo, il quale temeva gli eccessi della folla entusiasta. Andato a Napoli, vi morì poco dopo, il 18 novembre 1476. Per più di 30 anni girò per città e villaggi a predicare, mangiando solo un tozzo di pane, poche fave e qualche cipolla che portava sempre con sé nella bisaccia. San Bernardino gli raccomandava spesso di nutrirsi e lo esortava a mangiare un poco di minestra, ma lui non se ne dava per inteso e continuava a digiunare ogni giorno. Dormiva pochissimo, un paio d'ore per sera, e si alzava sempre quando gli altri andavano a riposare. Per 10 anni portò il cilicio sulla carne e ogni notte si batteva con la disciplina. Durante tutta la sua vita di religioso fu esempio di virtù, tuttavia fu tormentato per ben 30 anni da forti tentazioni, dalle quali lo liberò la Vergine di Loreto. Nelle sue molte peregrinazioni fu imprigionato varie volte, assalito e malmenato dagli eretici, ma non desistette mai dai suoi propositi, mai mostrò rancore verso i suoi nemici, sempre li perdonò, pur combattendo strenuamente i loro errori. Nella vecchiaia fu travagliato da molti mali e acciacchi, tanto che per 6 volte gli venne amministrata l'estrema unzione, ma tutto sopportò con rassegnazione e quasi con gioia per imitare Gesù anche sul Calvario. Edificava sempre chi lo assisteva con la sua umiltà e preghiera. Nell'ultima malattia, sentendo ormai la morte vicina, chiese i sacramenti e si spense nel nome di Gesù, invocando dai presenti il perdono dei suoi cattivi esempi. Fu beatificato dal Papa Urbano VIII nel 1624 e canonizzato nel 1726 dal Papa Benedetto XIII. San Giacomo della Marca fu un grande predicatore. Si rendeva conto che le folle dovevano essere illuminate dalla parola di Dio. Per questo percorse le strade di mezza Europa, sacrificando se stesso senza risparmiarsi. Così scriveva sul valore della predicazione: altra semente cadde nella buona terra e, nata, porta frutto il 100 per 1. Qui sono raffigurati i cuori devoti impregnati dall'abbondanza dello Spirito Santo, nei quali la parola di Dio vi semina la contrizione dei peccati, la viola dell'umiltà, la rosa della carità,
il giglio della castità, il divino timore e amore, il desiderio delle realtà eterne, il disprezzo delle cose terrene, la bellezza di tutte le virtù. O preziosa e santissima parola di Dio, tu illumini i cuori dei fedeli, tu sazi gli affamati, tu consoli gli afflitti, tu rendi feconda la mente di tutti i buoni e fai germogliare tutte le virtù. Tu strappi le anime dalla bocca del diavolo, giustifichi gli empi e da terreni li trasformi in celesti. Che cosa ha mantenuto il popolo nella fede? La predicazione. O santa predicazione, più preziosa di ogni tesoro, beati coloro che volentieri ti ascoltano, perché tu sei la grande luce che illumina il mondo. La parola di Dio bisogna ascoltarla di buon animo, accoglierla con devozione e custodire con sollecitudine tutto ciò che riguarda la salvezza delle anime. E non va ascoltata come parola degli uomini, ma come veramente è, parola di Dio, sia che essa consoli, sia che ammonisca o anche rimproveri. E come il seminatore negligente perde la semente, così l'ascoltatore negligente perde la parola di Dio. E così, cari fratelli e sorelle, siamo chiamati ad ascoltare di buon animo la parola di Dio per essere anche noi come la buona terra che dà frutto il 100 per uno. Facciamo nostri 2 piccoli propositi pratici per riuscire ad essere come la buona terra. Il primo proposito è quello di segnarsi i versetti della Sacra Scrittura che maggiormente ci colpiscono e ruminarli lentamente durante l'arco della giornata. Il secondo invece è quello di ritornare con la memoria a tutte le cose più belle che si sono udite nella predicazione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giacomo della Marca, prega per noi. Buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana. Secondo giorno di Avvento abbiamo iniziato questo viaggio verso Betlemme. Camminiamo incontro al Signore e camminiamo in compagnia della Madonna, perché è la Madonna che ci porta a Gesù, è la Madonna che ci consegna Gesù bambino. E abbiamo iniziato il viaggio e allora dobbiamo cominciare a togliere dal nostro cuore qualcosa che ci appesantisce. Più saremo leggeri, più toglieremo il vizio, le fragilità, i peccati che purtroppo accompagnano la nostra quotidianità e più saremo svelti nel camminare. Sono sicuro che ciascuno di noi ha preso un impegno per questo tempo di avvento nella preghiera. Domandiamo la forza di portarlo a termine. Sono tornati da un lungo viaggio Eleonora e Pino e siccome ho parlato di Maria, lasciamoci accompagnare da lei anche con questo bellissimo canto mariano.
tu porta dell'avvento, signora del silenzio, sei chiara come aurora, in cuore hai la parola, beata tu hai creduto, beata tu hai creduto. Maria, tu strada del Signore, maestra nel pregare, fanciulla nell'attesa, il Verbo in te riposa, beata tu hai creduto, beata tu hai creduto. Maria, tu madre del Messia, per noi dimora sua, sei arca d'alleanza, in te Dio è presenza, beata tu hai creduto, beata tu hai creduto. E allora vi dono la santa benedizione, però vi ricordo che pomeriggio, ecco, alle 17 vivremo un momento di adorazione eucaristica e il Santo Rosario. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti e buon cammino. Adventus, arrivo, venuta. Da questo sostantivo latino prende il nome il tempo liturgico che con questa domenica iniziamo, l'Avvento. Arrivo, venuta, ma di chi? Del Signore Gesù. Fissare gli occhi su Gesù e aspettarne la venuta, questo è Avvento. Se Dio viene verso di noi e a Natale ne celebreremo il mistero, noi vogliamo andare verso di Lui. Il tempo di Avvento porta in sé una duplicità di significati, di orizzonti, fra una venuta prossima e una venuta definitiva. Quali atteggiamenti e quali sentimenti possiamo valorizzare in questo tempo? Il Vangelo di Matteo ci suggerisce lo stile della vigilanza. L'Evangelista ci propone 4 esempi nel breve frammento che la liturgia della parola ci presenta. Noè al tempo del diluvio, 2 uomini al lavoro nel campo, 2 donne intente a macinare e infine il padrone di casa e il ladro. Cosa ci suggeriscono questi esempi? Dobbiamo domandarci se i nostri cuori siano davvero rivolti al Signore ed in attesa della sua venuta, come ripetiamo anche durante la Messa. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Vegliamo allora, custodiamo nel nostro cuore quell'atteggiamento di vigilante attesa per prepararci ad accogliere il Signore Gesù. Certamente il Signore Gesù lo abbiamo già conosciuto, già abbiamo ascoltato la sua parola e ci siamo lasciati affascinare
dal suo esempio e dalla sua predicazione. Dobbiamo però ricordare che se il Signore rimane, siamo noi a cambiare, sempre, nella vita, nella salute, nelle relazioni e negli stati d'animo. Allora incontreremo il Signore in modo nuovo, anche quest'anno. Attesa è nutrimento. Attendere qualcosa già forma la nostra vita. Pensiamo a una mamma che porta in grembo il suo bambino. Pensiamo a chi attende l'esito di un esame diagnostico. Quello che attendiamo già ci costruisce. Attendiamo cose belle e importanti? Anche noi saremo belli e importanti. Attendiamo cose piccole e banali? Anche noi saremo piccoli e banali. Buona attesa allora. La notte è avanzata, il giorno è vicino. È il tempo della vigilante attesa. Buona domenica. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato, e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico ad uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli». Forse il riconoscimento più commovente della povertà della nostra preghiera è fiorito sulle labbra di quel centurione romano che un giorno supplicò Gesù di guarire il suo servo malato. Egli si sentiva del tutto inadeguato, non era ebreo, era ufficiale dell'odiato esercito di occupazione, ma la preoccupazione per il servo lo fa osare e dice: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito». È la frase che anche noi ripetiamo in ogni liturgia eucaristica. Dialogare con Dio è una grazia. Noi non ne siamo degni, non abbiamo alcun diritto da accampare. Noi zoppicchiamo con ogni parola e ogni pensiero. Però Gesù è la porta che ci apre a questo dialogo con Dio. Su questo santo, il cui nome è legato a quello di San Bernardino da Siena e di San Giovanni da Capestrano, che gli fu compagno nelle peregrinazioni apostoliche in tutta Europa, possediamo molte notizie riferiteci in parte da lui stesso e in parte dall'umile fratello laico Venanzio da Fabriano, che dal 1463 gli fu costantemente accanto. Giacomo della Marca, al secolo Domenico Gangali, nacque a Monte Prandone, in provincia di Ascoli Piceno, nel 1394.
Rimasto privo del padre in giovanissima età, a 7 anni fu mandato a pascolare le pecore. Spaventato per la caparbia presenza di uno strano lupo, che più tardi egli chiamerà angelo di Dio e non lupo come pareva, abbandonando il gregge fuggì a Offida presso un sacerdote suo parente. Visto che a scuola imparava bene, i fratelli ve lo lasciarono. Proseguì gli studi di diritto civile a Perugia, divenne notaio e poté apporre al nome l'appellativo di Serra. Si stabilì poi a Firenze al seguito di un gentiluomo, eletto podestà del capoluogo toscano. Di ritorno nelle Marche per il disbrigo di faccende familiari, sostò ad Assisi e qui, dopo un colloquio con il priore di Santa Maria degli Angeli, decise di entrare a far parte della famiglia francescana. Conosciamo anche la data della sua professione religiosa, 1 agosto 1416. 6 anni dopo, con il sacerdozio, ottenne l'incarico della predicazione. Per oltre mezzo secolo percorse l'Europa orientale e centro-settentrionale, non solo per predicare il nome di Gesù, ma anche per compiervi delicate missioni per incarico dei papi Eugenio IV, Niccolò V e Callisto III. Questo gran camminatore pareva sostasse soltanto per il tempo per erigere un nuovo convento o per ristabilire l'osservanza della genuina regola francescana in quelli già esistenti. Gli ultimi 18 anni della vita li trascorse quasi interamente a predicare nelle varie regioni italiane. Pace e bene a tutti fratelli e sorelle, Dio vi benedica a tutti e buon inizio settimana. Oggi è 28 novembre 2022 e la Chiesa celebra la memoria di San Giacomo della Marca. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo queste preghiere del mattino per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni e per tutte le nostre famiglie. Carissimi fratelli e sorelle, oggi vi chiedo di continuare a pregare per fratel Biagio Conte di Missione Speranza e Carità di Palermo che si è aggravato. Preghiamo per lui che è stato colpito da un tumore. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo per tutti i fratelli e sorelle di Ischia che sono stati colpiti da questa alluvione. Preghiamo per tutte le famiglie coinvolte, soprattutto per i dispersi, i feriti e per tutti coloro che hanno perso la vita. Una preghiera, fratelli e sorelle, ve la continuo a chiedere per Anna, la nuora di Vincenzo Asta. Preghiamo per lei affinché il Signore la possa guarire. Continuiamo, fratelli e sorelle, a pregare per la sorella Antonia Soggia e per la sua guarigione, e una preghiera la rivolgiamo anche per suo marito. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo per un sacerdote affinché possa ravvedersi. Preghiamo per lui affinché torni all'ovile di Cristo. Una preghiera, fratelli e sorelle, come sempre la rivolgiamo per tutti gli ammalati, per i sofferenti, per coloro che sono in ospedale, per coloro che sono a casa sollievo della sofferenza, e una preghiera per tutti coloro che sono in terapia intensiva. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti coloro che soffrono di malattie oncologiche, di malattie rare genetiche, di Alzheimer e demenza senile, e per tutti i bambini in oncologia pediatrica. Una preghiera, fratelli e sorelle, come sempre la rivolgiamo per tutti i nostri fratelli anziani, per tutti coloro che sono nelle case di riposo e nelle case di cura, e una preghiera per la sorella Teresa. Una preghiera, fratelli e sorelle, la continuiamo a rivolgere al Signore per Samuele affinché sia liberato. Preghiamo per lui affinché nella sua famiglia ritorni la pace. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per Nunzio, ammalato di tumore al cervello. Preghiamo per lui affinché il Signore lo possa guarire. Un'altra preghiera la rivolgiamo sempre per Walter, Orlando e Giuseppe. Preghiamo per loro che sono ammalati e preghiamo per le loro famiglie in questo momento di grande sofferenza.
Una preghiera la rivolgiamo per tutti i poveri, senza tetto, gli immigrati, i carcerati e i profughi. Preghiamo per le donne maltrattate, violentate e uccise, e preghiamo per tutti i bambini abusati e maltrattati. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, per i frati e le suore. Preghiamo per tutta la Chiesa e preghiamo per le missioni e i missionari. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio, per le anime agonizzanti, per le anime sofferenti, per i sacerdoti e religiosi defunti. E una preghiera per tutti i nostri benefattori defunti. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Preghiamo per loro affinché il Signore, la Santissima Vergine e Madre Maria li possa sempre custodire e proteggere. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutte le intenzioni che ci inviate. Preghiamo per tutte queste intenzioni affinché il Signore le possa ascoltare. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per la pace nel mondo, per la conversione del mondo, per la nostra conversione e per la conversione dei cuori induriti. Un'ultima preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per il Santo Padre Francesco, per il Papa Emerito Benedetto, per i fratelli ortodossi, per Catalina e i suoi figli, per Monsignor Damiano, Monsignor Victor, Monsignor Francesco, Monsignor Orlando, Monsignor Fausto e per tutta la Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco sono la serva del mio Signore, avvenga in me secondo la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte.
Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza.
Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, Dio vi benedica a tutti e buon inizio settimana. Oggi è 28 novembre 2022 e la Chiesa celebra la memoria di San Giacomo della Marca. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo queste preghiere mattutine a Maria per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni e per tutte le nostre famiglie. Carissimi fratelli e sorelle, oggi vi chiedo di continuare a pregare per fratel Biagio Conte di Missione Speranza e Carità di Palermo che si è aggravato. Preghiamo per lui che è stato colpito da un tumore. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo per tutti i fratelli e sorelle di Ischia che sono stati colpiti da questa alluvione. Preghiamo per tutte le famiglie coinvolte, soprattutto per i dispersi, i feriti e per tutti coloro che hanno perso la vita. Una preghiera, fratelli e sorelle, ve la continuo a chiedere per Anna, la nuora di Vincenzo Asta. Preghiamo per lei affinché il Signore la possa guarire. Continuiamo, fratelli e sorelle, a pregare per la sorella Antonia Soggia e per la sua guarigione, e una preghiera la rivolgiamo anche per suo marito. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo per un sacerdote affinché possa ravvedersi. Preghiamo per lui affinché torni all'ovile di Cristo. Una preghiera, fratelli e sorelle, come sempre la rivolgiamo per tutti gli ammalati, per i sofferenti, per coloro che sono in ospedale, per coloro che sono a casa sollievo della sofferenza, e una preghiera per tutti coloro che sono in terapia intensiva. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti coloro che soffrono di malattie oncologiche, di malattie rare genetiche, di Alzheimer e demenza senile, e per tutti i bambini in oncologia pediatrica. Una preghiera, fratelli e sorelle, come sempre la rivolgiamo per tutti i nostri fratelli anziani, per tutti coloro che sono nelle case di riposo e nelle case di cura, e una preghiera per la sorella Teresa. Una preghiera, fratelli e sorelle, la continuiamo a rivolgere al Signore per Samuele affinché sia liberato. Preghiamo per lui affinché nella sua famiglia ritorni la pace. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per Nunzio, ammalato di tumore al cervello. Preghiamo per lui affinché il Signore lo possa guarire. Un'altra preghiera la rivolgiamo sempre per Walter, Orlando e Giuseppe. Preghiamo per loro che sono ammalati e preghiamo per le loro famiglie in questo momento di grande sofferenza. Una preghiera la rivolgiamo per tutti i poveri, senza tetto, gli immigrati, i carcerati e i profughi. Preghiamo per le donne maltrattate, violentate e uccise, e preghiamo per tutti i bambini abusati e maltrattati. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, per i frati e le suore. Preghiamo per tutta la Chiesa e preghiamo per le missioni e i missionari. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio, per le anime agonizzanti, per le anime sofferenti, per i sacerdoti e religiosi defunti. E una preghiera per tutti i nostri benefattori defunti. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Preghiamo per loro affinché il Signore, la Santissima Vergine e Madre Maria li possa sempre custodire e proteggere. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutte le intenzioni che ci inviate. Preghiamo per tutte queste intenzioni affinché il Signore le possa ascoltare. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per la pace nel mondo, per la conversione del mondo, per la nostra conversione e per la conversione dei cuori induriti.
Un'ultima preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per il Santo Padre Francesco, per il Papa Emerito Benedetto, per i fratelli ortodossi, per Catalina e i suoi figli, per Monsignor Damiano, Monsignor Victor, Monsignor Francesco, Monsignor Orlando, Monsignor Fausto e per tutta la Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco sono la serva del mio Signore, avvenga in me secondo la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo.
illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santificato il tuo nome,